Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Un terribile incidente nella notte dopo l'una a Roncade sulla Treviso Mare, 3 morti e 3 feriti. Vediamo il titolo della tribuna di Treviso. È stato uno schianto spaventoso, pare ad altissima velocità procedessero i 2 mezzi che si sono scontrati, anzi 2 auto sono state coinvolte ed un furgone. Vedremo tutti i particolari tra poco in un servizio di Francesca Bozza. Andiamo sempre per restare sugli incidenti stradali a Bassano del Grappa. Un 14enne è stato investito in via Colombo. La madre del ragazzo investito attraverso le nostre telecamere lancia un appello alla sindaca Elena Pavan. Via Cristoforo Colombo, una delle strade, delle arterie più trafficate di Bassano. Ieri suo figlio ha rischiato davvero grosso perché è stato investito da un'automobile. Ci racconta cosa è successo? Certo, allora erano le 5:10 di sera, stava andando a calcio, si è fermato nell'attraverso pedonale, ha aspettato che le macchine si fermassero, è partito lentamente, come è andato avanti è arrivata una macchina a forte velocità in sorpasso. I testimoni dicono anche con il telefono in mano, e l'ha investito e me l'ha buttato per terra praticamente. È ancora sotto shock Eleonora Brigo nel raccontare la disavventura capitata al figlio 14enne. Il ragazzo, subito dopo l'investimento, è stato portato al pronto soccorso dove è stato sottoposto ad accertamenti viste le numerose botte riportate a seguito della caduta. Ma poteva andare davvero peggio e la nostra telespettatrice lancia un messaggio all'amministrazione comunale, sindaca Elena Pavan in primis, dal momento che sono numerosi gli incidenti stradali che si verificano puntualmente lungo questa arteria. È da anni che si chiede un intervento da parte dell'amministrazione comunale nella messa in sicurezza di questi attraversamenti pedonali, però non so, forse aspettano come sempre che avvenga il morto. Basterebbe un semaforo con la chiamata in modo tale da essere più sicuri, perché poi alla fine è inutile sempre dire facciamo le settimane ecologiche, andiamo a scuola in bici, portiamo i ragazzi a piedi, ma come faccio io da mamma adesso a fidarmi, dopo tutto quello che è successo, di lasciare mio figlio andare alle medie e a scuola da solo in bicicletta o a piedi? Approfitti lei della telecamera e lanci un messaggio chiaro all'amministrazione comunale. Io dico da mamma, sindaca, lei è mamma anche lei, ha 2 ragazzi, si metta la mano sulla coscienza, intervenga, perché non è la prima volta, è da anni che lo chiediamo, è andata bene questa volta, perché potrei essere qua che parlo con mio figlio all'obitorio. E andiamo a Mestre adesso, dopo il blitz contro lo spaccio di droga in via Piave con 27 indagati, trovato un laboratorio per raffinazione dell'eroina e della cocaina. I residenti non si arrendono a questo degrado e decidono di intervenire direttamente con una cena antispaccio. Ci racconta tutto in diretta Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in via Piave, insieme a noi c'è Nicola Iannuale, il presidente del gruppo di lavoro di via Piave, perché sabato prossimo ci sarà questa cena di quartiere. In realtà si tratta dell'11ª cena di quartiere, chiamiamola 11ª edizione, però forse quest'anno, proprio anche alla luce di quello che è successo qualche giorno fa con il blitz dei carabinieri che ha portato all'arresto di 27 persone, poi purtroppo anche al suicidio di uno di questi arrestati, per cui è stata aperta un'inchiesta. Forse quest'anno questa cena avrà ancora più valore delle precedenti. Sì, sarà una cena che è il doppio rispetto agli scorsi anni, perché c'è un'adesione continua e poi c'è la partecipazione di moltissime associazioni, molte di quelle che hanno partecipato alla manifestazione Riprendiamoci la città, ma da altre molti altri cittadini ci stanno mandando le loro adesioni. Abbiamo raddoppiato i tavoli, siamo circa 60 tavoli e come al solito si organizza, ognuno porta il cibo da casa, noi offriamo la logistica a tavoli, un po' di vino
bevande e angurie. È sempre stato un momento di confronto tra i cittadini e anche di scambio di conoscenze col vicino di casa, con i vicini della propria via e anche di etnie diverse, perché c'è la possibilità anche di assaggiare cibi diversi dai nostri classici cibi. È un modo anche per dimostrare che i residenti ci sono sempre, visto che comunque si svolgerà proprio presso i giardini. Certo, proprio perché è l'11ª edizione è stato sempre una nostra missione quella di lavorare sull'aspetto sociale, conviviale, ludico, per creare dei momenti piacevoli, anche perché il quartiere ha delle grosse criticità, ma anche tanti cittadini che ci abitano e ci sono tante opportunità. Anche oggi stesso c'è la Notte sotto le stelle organizzata da Via Piraghetto, che è una manifestazione che dura un intero giorno, che vede il coinvolgimento di migliaia di cittadini. Quindi bisogna partire da queste esperienze positive per fare la lunga marcia e far ritornare questo quartiere, che è la porta della città, accettabile e accogliente per chiunque passi da queste parti qua. Ecco, questa cena farà un po' da apripista per tutte quelle che saranno le iniziative anche di riqualificazione proprio della zona, iniziative estive. Sì, certo, abbiamo saputo dal Comune che ci sarà la Porta Verde, viene chiamata questo ingresso, i giardini di Via Piave, che sono poi la porta di moltissimi cittadini e turisti o che passano la stazione di Mestre, un biglietto da visita. Ci saranno una serie di iniziative che interesseranno quell'area attraverso concerti, offerte culinarie e momenti di presentazione di libri, e quindi anche questo è un controllo e un presidio del territorio che a volte viene presidiato da altri. Ecco, i cittadini non mollano, continuano a essere presenti sul territorio, residenti, commercianti, e dunque il prossimo appuntamento sarà alla cena di quartiere sabato prossimo alle 19:30. Ringrazio Nicola Iannuale qui da Mestre e restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori da Mestre. Torniamo sulla notizia di apertura, cioè l'incidente con 3 morti e 3 feriti sulla Treviso Mare. Vediamo il titolo del Gazzettino, perché si vedono, ci sono le immagini di 3 delle vittime. Vedete, c'è stato uno scontro tra 2 auto ed un furgone. Le vittime sono Dominica, Ludovico e Valeria. Si sanno, sui giornali ovviamente vengono riportati i nomi per intero. Sentiamo cosa è successo, tutti i dettagli di questa ennesima tragedia della strada nel servizio di Francesca Bozza. Anzi, la vedo collegata a te Francesca. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Roncade, lungo la Treviso Mare, alle mie spalle il cavalcavia. A pochi passi dal centro commerciale L'Arsenale, ai piedi del cavalcavia, la scorsa notte intorno alle 2 si è consumata la tragedia, l'ennesima tragedia sulle strade della Marca, e il bilancio è un bilancio pesantissimo, 3 le persone che hanno perso la vita. Si tratta di Ludovico Brunello, 31 anni, residente a Cavrier di San Biagio di Callalta, la ragazza, l'amica che viaggiava con lui, Valeria Orsoni, di 24 anni, residente a Treviso, e la donna che era alla guida dell'altro veicolo, del furgone Mercedes. Si tratta di Dominga Orsato, 53enne di Asolo. Sono loro ad aver perso la vita in quello che sembra uno scontro frontale. Da dire che in quei minuti sulla zona, ma in gran parte della Marca, imperversava un violentissimo temporale. Alcuni testimoni raccontano che la visibilità era davvero ridotta. Ancora da ricostruire quella che è l'esatta dinamica dell'incidente. Tutta la ricostruzione è in mano alla Polizia Stradale di Vittorio Veneto, intervenuta per i rilievi del caso insieme ai Vigili del Fuoco, insieme al personale del SUEM.
Le 3 vittime hanno perso la vita praticamente sul colpo, altre 3 persone, si tratta di 3 uomini di 34, 42 e 56 anni, sono rimasti feriti ma sembra non in modo grave. Ludovico Brunello, il 31enne, era tornato da un anno circa a vivere con la famiglia a Cavrier, la famiglia si era trasferita a Cavrier da qualche anno. Ludovico, che aveva frequentato l'Alberini, aveva sempre lavorato nella ristorazione, aveva trascorso anche un periodo all'estero e poi era rientrato in Italia, dove oggi lavorava come cuoco in un pub. La famiglia lavora, entrambi i genitori lavorano in ospedale a Cafoncello, era figlio unico, tra l'altro la famiglia poco tempo fa aveva vissuto un'altra tragedia con la scomparsa in poco tempo di entrambi i nonni di Ludovico. Insomma, altre 3 vite spezzate lungo le strade della nostra regione, della provincia di Treviso. Naturalmente c'è un grande dolore in tutte le comunità coinvolte, da Asolo a Treviso a San Biagio di Callalta. Abbiamo sentito il sindaco di San Biagio Pillon poco fa, che ha detto purtroppo, nonostante tutte le raccomandazioni, nonostante tutte le campagne che vengono fatte sulla sicurezza stradale, si torna ancora a perdere la vita sulle strade. In questa per ora da Roncade è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte Francesca Bozza. Restiamo nella Marca, perché c'è stata un'ondata di maltempo ieri, oltre un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco tra ieri sera e le prime ore del mattino. A Riese Piodecimo una tragedia sfiorata, un automobilista è finito nel Muson salvandosi per miracolo. Vediamo il servizio di Nicola Zanetti. L'immagine più emblematica, il SUV capovolto trascinato dalla corrente impetuosa lungo il Muson a Villa di Asolo. Dentro, fino a qualche ora prima, c'era un 34enne del posto, uscito di strada sotto la tempesta in via del Maglio. Erano le 23 circa. Con una prontezza decisiva è uscito dall'abitacolo e si è aggrappato a un ramo mentre l'auto veniva portata via. Fondamentale l'arrivo dei carabinieri allertati dai testimoni. I militari si sono tuffati, lo hanno aiutato a issarsi dall'argine dopo la fuga dalla trappola mortale. L'auto ha percorso oltre 1 chilometro, recuperata poi a Riese Piodecimo. Una tragedia sfiorata in una serata terribile, con il maltempo che ha colpito tutta la Marca, intensificandosi in alcune zone dove i disagi sono stati pesanti. Nubifragi, grandinati e forte vento, non solo la zona tra l'Asolano, la Castellana e il Grappa. Strada Cadorna all'altezza del secondo tornante, strada bloccata per alcune piante cadute durante il temporale probabilmente. Vigili del fuoco davanti di me, e avevo poco davanti, stanno liberando ora la careggiata, la sede stradale. In tutta la Marca sono state un centinaio le telefonate arrivate al comando dei Vigili del Fuoco e almeno 40 gli interventi tra Treviso, Villorba, Casier, Casale e Spresiano. Alberi caduti e pericolanti e poi numerosi sottopassi allagati. Verso le 19:30-20 è arrivato un fortissimo temporale con forti raffiche di vento e tempesta, e ha colpito un po' tutto il nostro paese, in modo particolare la zona dei Calessani, e quindi ci sono stati alcuni disagi, i sottopassi si sono allagati, per alcuni è stato con l'aiuto della protezione civile siamo riusciti a risolvere il problema in breve tempo. Il problema più grosso rimane il sottopasso che noi denominiamo sottopasso FAS, e nella quale stiamo operando anche in questo momento per rendere la circolazione normale. A Treviso, all'incrocio tra Viale Monfenera e Viale della Repubblica, poco prima del semaforo, un grosso ramo si è staccato da un albero, mancando di poco un'auto di passaggio. Incolubi ma spaventati i passeggeri. I volontari della protezione civile hanno tenuto sotto controllo la situazione, come sempre, soprattutto le vie principali d'accesso alla città. Problemi anche per i blackout che hanno colpito intere zone della Marca. E anche a Bassano basta un'intensa precipitazione per fare allagare una parte delle città. Siamo tornati in via Mozart, dove c'è la rabbia dei residenti che chiedono interventi da parte dell'amministrazione.
Siamo tornati in quartiere Santa Croce, alle nostre spalle c'è il centro studi e poco distante da qui via Mozart, una strada, una zona che ricorderete è stata allagata in occasione del nubifragio del 2 giugno. Ebbene, il problema è che lungo il viale costeggiato dai cipressi i tombini sono occlusi dal fogliame, ma cosa ancora più grave, numerose bocchette di scolo sono state asfaltate. L'acqua dunque defluisce verso la zona residenziale, provocando continui allagamenti. Questo è stato fatto presente più e più volte all'amministrazione comunale. È un problema che avevamo fatto presente anche all'amministrazione comunale qualche anno fa, che succedeva questo particolare. Non si è mosso niente ed è opportuno che qualcuno intervenga, che l'amministrazione comunale, che è stata richiamata ancora qualche anno fa, si dia da fare. Cittadini che si sono rivolti a noi per avere risposte dall'amministrazione e noi puntualmente siamo andati a chiederle. È chiaro che la segnalazione che è arrivata alle vostre televisioni è molto puntuale, ci sono delle caditoie che non sono occluse da materiale che può essere il terriccio piuttosto che le foglie, ma in questo caso proprio c'è il manto stradale che le ricoprono, quindi rendendole di fatto inutili. Prendiamo in carico ovviamente la segnalazione, l'assessore Zonta del collega lo sa già e nei prossimi giorni ovviamente porrà rimedio a questa situazione che sicuramente non fa bene al sistema di captazione delle acque meteoriche. E quindi in questo caso qua bisogna sempre partire dalle puntuali segnalazioni dei cittadini, come in questo caso, ripeto, 19.000 caditoie non sono poche da tenere controllato, quindi le segnalazioni sono utili proprio per mantenere in funzione questi importanti strumenti di raccolta delle acque che altrimenti, come giustamente avete segnalato, possono creare problemi proprio alle abitazioni dei cittadini. Oggi in regia Italo Morao e Renato Capoia. Torniamo nella Marca trevigiana perché a San Biagio di Callalta una tragedia, una donna in bicicletta è stata investita da 3 blocchi di cemento che sono caduti da un camion che stava trasportando una gru. Shock nel paese, i residenti conoscevano questa donna di 76 anni, era molto nota, molto attiva. Sentiamo le dichiarazioni raccolte da coloro che hanno assistito a questa tragedia. Un grande botto. Poi è uscita. Sono uscita, sono venuta a vedere e ho visto tutto queste cose, i blocchi sopra della bicicletta della persona, insomma. Ma non sapevo chi che era, non sapevo niente. Conoscente? Conosceva la signora? Beh, la conosco sì, perché se è quella che dice, sta appena avanti qua. Lei veniva sempre di qua in bicicletta, ci dico? Faceva sempre i suoi giretti in bicicletta, sempre. Mattina, sera andava dai suoi figli a trovarli, sì. I camion passano spesso qui in questa strada? Camion, ne passa di tutti i colori qua. Senta, ma abbiamo visto l'autista che è davvero sconvolto per quello che è accaduto. Perché veniva fuori da quella stradina e davanti c'era uno che lo seguia, che gli diceva fermati, gli ha detto a sta signora. A questo punto qua gli ha detto fermati. La signora si vede che non pensava, è nata più avanti e l'ha appena su per rimorchio. È nata più avanti, gli aveva detto di fermarsi. Sì. Si è avvicinata la signora? Sì, era già morta. Non l'ho conosciuta chi era. No, butta via che macchina. Senta, ma lei l'ha controllata, tutte le lastre erano addosso alla signora di cemento? Sì, tutte e 3 lastre. Sì, era solo che una roda fuori, no? Aveva la testa schiacciata e un braccio, però non l'ho conosciuta chi era. Che fine che ha fatto? Era purtroppo quando lei si è avvicinata era già morta? Sì, era già morta. Abita 500 metri da qua. Sì, 500 metri da qua. Sì. Quindi passava sempre qua in bicicletta? Sì, no, è molto conosciuta. Mi dispiace tantissimo. No, è in pensione. Marito è un ex ferroviere, pensionato delle ferrovie, sì. Tutti i giorni era o camminare o bicicletta? Sì, era un abitué. Sì. Faceva il giro in bici solitamente. Qua è successo, vale a capire come, perché è una dinamica molto, molto strana, insomma, 3 blocchi che si staccano dal camion e la prendono sotto, no.
Sì, la conoscevo, siamo amici da tanto tempo, qui abita vicino a mia mamma, andava spesso a trovare mia mamma. Una tragedia. Immaginabile, non ci credo ancora. Passava di qua spesso lei? Sì, passava, faceva sempre la gita in bicicletta, era molto attiva, sportiva. Servizio di Daniela Sizia, ovviamente è in corso un'inchiesta per accertare responsabilità in questa tragedia. Adesso parliamo del suicidio medicalmente assistito. C'è stato il secondo nulla osta in Veneto che riguarda una donna di 76 anni. Sentiamo le sue parole attraverso l'avvocato che la assiste. Sentiamo. Ha dichiarato che finalmente si sente libera di poter decidere, affermando che ha avuto una vita molto felice e morirà felice quando sarà il momento. Sono queste le parole che Gloria, signora veneta di 78 anni, paziente oncologica, ha affidato all'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, dopo aver ricevuto il via libera al suicidio medicalmente assistito da parte dell'azienda sanitaria regionale e del comitato etico. Potrà essere Gloria stessa a decidere quando sarà l'ora di dire basta. È il secondo caso in Veneto, dopo quello del vicentino Stefano Geller, affetto da distrofia muscolare, il quarto in tutta Italia dal 2019. La procedura per Gloria, nome di fantasia, è iniziata nel novembre 2022 con l'autorità sanitaria che ha attivato un'equipe multidisciplinare, così come previsto dalla cosiddetta sentenza Cappato emessa 4 anni fa dalla Consulta. Ricordiamo che la sentenza della Corte Costituzionale rende non punibile l'aiuto al suicidio medicalmente assistito quando il malato è un malato che ha una patologia irreversibile, che produce sofferenze che la persona reputa intollerabile e mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale ed è completamente capace di autodeterminarsi. Tutte circostanze che nel caso di Gloria sono state verificate, così come sono state fissate scrupolosamente le tappe del passaggio. Non c'è personale medico disponibile, ma macchinario e farmaco saranno forniti dall'azienda sanitaria e la signora si avvarrà di un medico di fiducia e saranno forniti presso il domicilio, perché la signora ha scelto che quando sarà il momento avverrà tutto presso il suo domicilio. Parla di esempio veneto Filomena Gallo, ringraziando lo stesso Luca Zaia per la sensibilità sul tema, e questo di fronte a tante regioni che invece non stanno adempiendo, dalle Marche all'Umbria. Ma al di là della politica restano le persone. Gallo è in continuo contatto con Gloria. È emozionata, è contenta perché sa di aver ottenuto qualcosa che potrà rinviare, potrà aspettare fino all'ultimo momento e non è costretta ad andare all'estero e privarsi dei suoi cari e potrà restare nel suo mondo, quello dove ha vissuto per 78 anni. Ripete anche che è importante che le persone sappiano, conoscano i loro diritti, e lei è orgogliosa di essere una cittadina veneta. La nostra redazione di Bassano del Grappa ha seguito i funerali e l'ultimo saluto a Riccardo Baù. Vediamo. Una folla attonita e addolorata ha dato l'ultimo saluto a Riccardo Baù, il trentenne morto in seguito all'esplosione di un ordigno bellico cementato nel muro della sua abitazione di Stoccareddo. La chiesa della frazione di Gaglio non ha potuto contenere l'affetto di quanti hanno voluto tributare l'addio al giovane, che era molto noto nell'altopiano dei 7 comuni. La salma è giunta dalla camera mortuaria dell'ospedale di Vicenza, dove Riccardo era stato portato nella speranza di potergli salvare la vita dopo la devastante esplosione avvenuta durante i lavori di sistemazione della casa di famiglia. Baù riposerà ora nel cimitero di Stoccareddo vicino alla mamma Ortensia. Il sacerdote ha ricordato all'assemblea dei fedeli e degli amici di Riccardo che il suo funerale non è servito a ricordarne la morte, ma a celebrare il bene che aveva saputo seminare attorno a sé nella sua breve vita. Chiuso il doloroso capitolo delle esequie, resta ora da capire cosa accadrà all'abitazione di Baù, dove sembra sia presente ancora almeno un altro tubo Bettica della Prima Guerra Mondiale.
Si tratta di tubi riempiti di polvere nera di cui si è fatto un ampio uso nella Grande Guerra sull'altopiano e che qualcuno ha deciso, chissà come e chissà quando, di utilizzare come anima di uno dei muri della vecchia casa di Stoccareddo. La settimana prossima si svolgeranno le prime riunioni per decidere sul da farsi, ma è plausibile che l'intervento degli artificieri possa portare all'evacuazione di molte famiglie durante l'operazione di rimozione e disinnesco. E adesso torniamo sul gravissimo episodio di cui abbiamo parlato ieri sera in diretta, perché da poco era stata dirottata una nave turca da un gruppo di migranti. Sono intervenuti gli uomini del battaglione San Marco partiti da Brindisi, la nave si trovava nei pressi di Ischia. Vediamo le immagini, è un'esclusiva del TGCOM 24, di TGCOM 24, vedete l'elicottero degli uomini della San Marco che con un verricello si calano sul ponte di questa nave cargo che era partita dalla Turchia ed era diretta in Francia. Vedete che si stanno calando dall'elicottero sulla nave. I militari poi sono entrati all'interno della grossa imbarcazione e sono riusciti, vediamo qua l'operazione. Proprio quando sono sotto coperta stanno perlustrando all'interno della nave, i migranti erano asserragliati nella sala motori, alcuni di loro erano armati di coltello, sono stati bloccati, neutralizzati e l'equipaggio è stato messo in sicurezza. Un'operazione straordinaria del battaglione San Marco, di questi uomini in una situazione molto delicata, molto difficile. Sembra che non ci fossero legami tra questi migranti e il terrorismo islamico, pare che si trattasse di un siriano, di un afgano, c'erano anche uomini che sono arrivati anche da altri paesi, mi pare ci fosse anche un pakistano, e erano disperati che cercavano di raggiungere la Francia. Nessun legame, a quanto sembra, con il terrorismo islamico, vi dicevo. Allora, sul futuro del convento dei Cappuccini di Bassano torniamo alla cronaca bassanese. L'ex sindaco Poletto invita la città ad uno sforzo di creatività e di impegno. Vediamo. Segnato il futuro del convento dei Cappuccini in Margnan, che sarà chiuso a ottobre, resta di preponderante attualità la questione legata al servizio sociale portato avanti dai religiosi e da tanti volontari, a cominciare dalla mensa per i poveri, che negli ultimi anni ha registrato un aumento di frequentatori date le difficoltà economiche che coinvolgono sempre più persone, anche a Bassano. Il loro un atto di profonda carità, aiuto, sostegno che rischia di scomparire. Ed è per questo che l'ex sindaco di Bassano si rivolge all'intera collettività, a cominciare da chi amministra la città. La possibilità di rivitalizzare questo luogo con altre forme di presenza, io credo che sia non soltanto possibile ma anche doverosa e va pensata fin da subito, ovviamente in ascolto dell'ordine francescano, che è il Cappuccino, che è quello che poi gestisce questo luogo. Una storia simile a questa l'abbiamo vissuta con i gesuiti di Villa San Giuseppe, Villa Angaran San Giuseppe. Anche lì i gesuiti a un certo punto non ce l'hanno fatta più perché non avevano risorse. C'è stato un gruppo di volontari che per anni ha proseguito alcune delle attività che prima gestivano i gesuiti, poi hanno fatto la scelta di dare in comodato gratuito la struttura ad alcuni soggetti del privato sociale, cooperative, associazioni, che hanno fatto veramente esplodere di attività quel luogo, un luogo di grande inclusione sociale. Bassano è una città straordinaria anche dal punto di vista dell'associazionismo, del volontariato, del cosiddetto sociale in generale. Bisogna che tutti quanti ci rimbocchiamo le maniche, chiaramente a partire anche dal Consiglio Comunale, che insomma rappresenta in qualche maniera l'amministrazione cittadina, per fare uno sforzo di creatività e di impegno. Questo era l'ex sindaco di Bassano Roberto Poletto. Adesso andiamo al Giornale di Vicenza perché c'è una notizia che altri quotidiani non danno. Si fingeva Roberto Baggio per tentare di truffare l'ADMO. L'amministratore di un profilo fake, contattato per errore, ha chiesto 7.000 euro per fare da testimonial e intascarsi comunque il denaro. Foto di Roberto Baggio e poi la storia. Il dono è più forte anche dei truffatori. Un profilo fake si è finto
la stella del calcio italiano Roberto Baggio ha cercato di ottenere dall'Admo Veneto un pagamento di 7.000 euro per la presenza all'evento di sensibilizzazione e tipizzazione in programma oggi in Piazza Libertà a Bassano del Grappa dalle 14:30, quando per tutto il pomeriggio i volontari incontreranno potenziali donatori di midollo osseo. Grazie all'attenzione dei referenti e della presidenza regionale dell'associazione, la truffa è stata però sventata con tanto di segnalazione alla polizia postale e Admo sarà regolarmente in Piazza Bassano a parlare di dono anche senza la presenza del grandissimo campione. Andiamo a Vicenza, restiamo a Vicenza, rivoluzione del percorso del centro bus. Da domenica 11 giugno infatti la linea 10 da Parc Stadio e la linea 30 da Parc Cricoli verranno unificate in un percorso più ampio, una rivoluzione che però ha fatto infuriare i commercianti del centro storico che hanno chiamato Rete Veneta. Sentiamo cosa dice in questo servizio Carlo Alberto Inghilleri. C'è chi dice no alla rivoluzione del centro bus, una rivoluzione che scatterà domenica 11 giugno, quando la linea 10 da Parc Stadio e la linea 30 da Parc Cricoli verranno unificate da SVT. C'è chi dice no, e sono i commercianti, i commessi, i baristi, i professionisti che ogni giorno lasciano le loro auto nei parcheggi scambiatori attorno alla ZTL per poi salire sulla navetta che li porta dove lavorano, in centro storico. Dalla prossima settimana verranno soppresse alcune fermate, Contra San Biagio, dove vanno a lavorare i dipendenti di AIM, Contra Pontefuro, dove c'è la casa di cura Eretenia, Ponte San Paolo e Corso Palladio. Non ci sarà più la fermata a Ponte San Paolo, San Biagio, Porta Castello, Pontefuro, cioè questi qui dovrebbero scendere tutti in piazza Matteotti e attraversare la città. I commercianti allarmati hanno chiamato Rete Veneta. La rivoluzione delle navette non piace, innanzitutto perché il centro bus nasce per portare chi lascia l'auto nei parcheggi scambiatori in centro storico. Sopprimere proprio le fermate del centro storico sembra una contraddizione bella e buona. È una contraddizione anche perché questo servizio nasce per il centro storico, perciò andarlo a eliminare, a sopprimerlo, significa togliere intanto aiuto per chi lavora in centro storico, ai titolari dei negozi, ai collaboratori, alle persone anziane che vengono in centro, che usano la navetta. Anche la fermata di Piazza Castello viene soppressa, ma per raggiungerla viene suggerita la coincidenza con le linee di autobus 1, 2, 5 e 7. Peccato che, al di là della scomodità del cambio, questo significherebbe fare un biglietto diverso, quindi ci sarebbe una spesa ulteriore. Non solo, gli autobus per Piazza Castello sono mezzi più grandi e impattanti delle piccole navette. Non ha senso che l'STV abbia usato investimenti per autobus piccoli e poi non li faccia entrare nel centro storico, ma anzi dica di usare quelli grandi. È una contraddizione di investimento. Insomma, a chi lavora nel cuore della città potrebbe convenire parcheggiare direttamente in centro storico, per cui a conti fatti, se i posteggi vengono riempiti da negozianti, commessi e lavoratori, non ne restano molti per i clienti. La richiesta allora è esattamente quella opposta: navette e parcheggi scambiatori gratis, così viene incentivato il posteggio al Cricoli o allo stadio e i parcheggi del centro restano più liberi, dunque con più giro e quindi anche con più incasso. È la rotazione che paga e può pagare tranquillamente il servizio centrobus gratuito. È assurdo presentare una cosa che debba partire il lunedì. Io consiglio assolutamente di non farla partire il lunedì. Prima ci incontriamo, ne parliamo assieme e poi lo si fa. Chiediamo al sindaco Giacomo Possamai, nuovo eletto di Vicenza, che ci dia una mano a mantenere eventualmente i vari percorsi oppure di studiare assieme a chi usa effettivamente il navetta e studiare insieme i percorsi, perché non si possono fare percorsi da gente che non usa il navetta. Perché se usassero il navetta saprebbero come comportarsi. E noi come al solito siamo andati dal sindaco a riportare le proteste di questi cittadini, questi commercianti. Sentiamo cosa ha risposto. Abbiamo appreso anche noi della scelta di unificare le due linee, la 10 e la 30, è una scelta che ci lascia in questo momento perplessi, quindi abbiamo chiesto di stoppare per il momento questa decisione
e di aprire un tavolo con i commercianti e con tutte le realtà coinvolte per capire qual è il modo migliore per riorganizzare questo tipo di mobilità pubblica in centro storico. Quindi al momento la richiesta è quella di fermare questa scelta, che chiaramente era arrivata prima della nostra amministrazione, però a noi non interessano le polemiche, semplicemente c'era una scelta precedente, noi non siamo convinti che sia quella giusta, vogliamo approfondire il tema. Al momento noi riteniamo che si possa procedere con le cose come sono, quindi con le due linee. Chiaramente in questi mesi in cui discutiamo con un tavolo su qual è il tracciato migliore e su quali possono essere le soluzioni per la mobilità pubblica in centro storico, capiamo anche se ha senso fare delle modifiche, ma al momento le cose possono restare come sono. Breve break pubblicitario e poi torniamo subito con una storia, la storia della cartolina che era stata spedita nel 1943 ed è arrivata a destinazione 80 anni dopo. La storia della cartolina spedita da un campo di lavoro tedesco nel 1943 è arrivata 80 anni dopo. Sentiamo i dettagli in questo servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Arriva, è uno dei collegamenti, è uno dei collegamenti. Buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno a Enrico Dolgan. Oggi vogliamo raccontarvi una storia davvero speciale, sì, perché forse non lo sapete, però Enrico è un cacciatore di ricordi. Viene da Schio, fa l'apicoltore, fa anche la guida naturalistica, ma ha una passione per la storia, e questa passione lo ha portato a trovare una cartolina che arriva direttamente dal 1943. Sì, una cartolina che è stata spedita da un campo di concentramento, da un internato, e visto che il destinatario non è mai arrivata a destinazione questa cartolina, e quindi io l'ho recuperata da un antiquario e da un collezionista, e quindi dopo ho pensato di poterla restituire alla famiglia, ai familiari, insomma, e finalmente dopo 80 anni questa cartolina, e ci siamo riusciti, insomma, grazie anche all'aiuto del sindaco che mi ha dato una mano con l'anagrafe. Abbiamo recuperato la famiglia e abbiamo restituito la cartellina. Insomma. Questa è una storia che ci arriva da Marano Vicentino, dove un internato nel 1943, stiamo parlando di Domenico Silvestri, da un campo di lavoro proprio in Germania scrive alla moglie Teresa: ebbene, oggi purtroppo Domenico non c'è più nemmeno la moglie Teresa, però ha trovato la figlia Maddalena. La figlia Maddalena, che all'epoca aveva 2 anni, era nata da poco, e poi lui è stato fatto prigioniero, e quindi insomma la Maddalena e poi la figlia e le nipoti, insomma, sono stati contenti di ricevere questa sorpresa, insomma, dopo 80 anni. Questa cartolina. Una lettera che arriva, una cartolina che arriva dal passato. Dal passato, sì. In realtà io l'ho cercata, l'ho trovata perché stavo cercando delle tracce, diciamo, tangibili, degli oggetti da usare poi per un'escursione con dei bambini, per parlare della storia dell'archeologia locale. E quando si parla di storia dell'archeologia, secondo me toccare degli oggetti, prendere in mano qualcosa e capire che la seconda guerra mondiale non ci ha sfiorati, ma ci ha toccati da vicino, perché ad esempio molti paesani e anche di paesi limitrofi sono stati fatti prigionieri, catturati, deportati, e di alcuni casi non sono più tornati, in alcuni casi sono tornati, e quindi magari toccare la cartolina ai bambini serve per capire meglio cos'è stata la guerra, cos'è la guerra. Purtroppo questi fatti si ripetono tuttora. Un cacciatore di ricordi, dicevamo, sì, perché non è la prima volta che trova un reperto che arriva proprio dalla nostra storia, che ha toccato il Vicentino e che in qualche modo restituisce ai legittimi proprietari.
Sì, l'anno scorso, un anno fa, avevo restituito proprio al presidente del mio consiglio di quartiere, Bruno Saccardo, una cartolina spedita da suo padre e a sua madre, che non aveva mai ricevuto e che lo ha commosso molto. È stata una storia molto toccante l'anno scorso. In realtà io poi sono andato in cerca di altre cartoline, perché nello stesso lotto di materiale ho visto che ce n'erano delle altre, quindi ho trovato anche questa. Ho detto vabbè, mi sembra giusto insomma fare questo sforzo per restituirla, almeno dove è possibile ritrovare i parenti, insomma. Invece la prima che io avevo ritrovato, lì la storia è finita lì, perché la metterò in collezione, perché quella non si è estinta, insomma, sono estinti i rami, gli assi ereditari non c'è più, insomma, sono emigrati eccetera, quindi non abbiamo più notizie dei parenti. Bene, quindi, insomma, certe volte è possibile restituire agli eredi di questi protagonisti della storia del Vicentino questi reperti, in questo caso la cartolina. Certo. In altre occasioni, in altri casi non è possibile, però ecco, è bello sapere che ci sono persone come Enrico Dolgan, che io ringrazio per essere stato qui con noi e per averci raccontato la sua storia, che fanno i cacciatori di ricordi. Ecco, io ringrazio lei come cacciatore di ricordi. Continui così. Io direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Alberto Inghilleri, da cacciatore dei ricordi, a una storia incredibile che vediamo in questo video. Sono stati ritrovati dopo 40 giorni da un disastro aereo nella giungla. Vediamo le immagini, per cortesia. 4 bambini che erano precipitati con i loro genitori in una zona remota della giungla colombiana. Dopo 40 giorni sono stati trovati ancora in vita. Vedete i parenti che festeggiano dopo aver avuto questa incredibile notizia. 4 bambini di 2, 3, 9 e 13 anni sono sopravvissuti, è stato considerato un vero miracolo, tutta la Colombia in festa, una notizia che ha fatto il giro del mondo. Gli altri 3 occupanti dell'aereo erano deceduti in questo incidente. I bambini comunque sono riusciti a salvarsi, a sopravvivere, nonostante la presenza anche di animali che avrebbero potuto davvero far loro del male. Torniamo adesso a Venezia. A Castello mancano i medici, un problema soprattutto per i tanti anziani del Sestiere. La denuncia in un incontro pubblico organizzato dal Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana. 4 medici di medicina generale sono sicuramente insufficienti, dato che il 32% dei residenti a Castello, circa 3.200 anziani, hanno superato i 65 anni. Con poco più di 10.000 residenti, Castello rimane uno dei sestieri più popolosi di Venezia. 10.000 residenti che qui come altrove hanno una forte incidenza di anziani, spesso tormentati da patologie varie e magari con poca disponibilità economica. Soprattutto per loro la carenza di un medico di base rappresenta un serio problema. Che la tematica sia sentita lo dimostra la partecipazione all'assemblea pubblica promossa nello spazio Esedra di via Garibaldi dal Movimento per la difesa della sanità pubblica veneziana. Una delle cose che l'USL può fare immediatamente è far venire un impiegato amministrativo dell'anagrafe sanitaria qui in loco, nello studio del dottor Piantanino, nell'ambulatorio, in modo che le pratiche vengano velocizzate e gli anziani non possono perdere 30-35 giorni per poi andare alle Giustiniane. L'appello al Comune per chiedere di intervenire in uno dei condomini in via della Rinascita a Marghera. La situazione, dicono, è allo sbando. Io continuo la lotta verso il Comune perché mi sistemino l'entrata perlomeno, perché degli altri posti a me non interessa. Qua si vive, io cammino, è pericoloso anche nel camminare perché le ferriate sono tutte arrugginiti e quando cadi ti fai male. Ho già rotto 4 costole, la quinta vado dal Comune che la rompo il Comune. Siamo a Marghera, in via della Rinascita, e la situazione all'interno di uno dei condomini è al limite, secondo quanto racconta questa signora e altri residenti, che però preferiscono non farsi riprendere dalle telecamere.
Vede, questo è vede che è pericolosissimo, questo ti viene in testa. Ma l'ingresso fatiscente non è l'unico problema. I campanelli non funzionano e, raccontano ancora, lo scorso dicembre è scoppiato un incendio provocato dai contatori, motivo per cui ad oggi i condomini sono ancora senza luce. Ha preso fuoco tutta l'entrata, pericolosa perché non si poteva neanche uscire dal portoncino e non c'è niente di antincendio, qui non c'è nulla, non è a norma nulla. Dopo siamo rimasti senza luce e non l'hanno neanche data quando hanno cambiato i contatori. Noi viviamo con l'ansia che possa essercene un altro. Da tempo si chiede l'intervento di un amministratore condominiale, ma, raccontano i residenti, non l'abbiamo visto e quando ci sono le assemblee la comunicazione ci arriva una volta che si sono già svolte. La mandano solo a me. Gli altri condomini non sanno nulla di queste cose qua, di tutte queste raccomandate, di queste chiamate che faccio, di questi appelli verso anche il mio legale che facciamo al comune, perché loro non possono sapere nulla, non hanno nulla e non ricevono nulla. Visto, considerato che è arrivata anche la lettera l'anno scorso che l'amministratore dovevano metterlo tanto di scritto sulla mia lettera, loro devono fare quello da mettere a norma come deve essere, mettere l'amministratore. E noi saltiamo da una città all'altra, torniamo a Bassano del Grappa dove Alex Giuliano ci dice tutto sull'inaugurazione del velodromo mercante. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in una cornice storica, suggestiva, straordinaria. Siamo a Bassano del Grappa, stadio mercante, il velodromo del mercante, perché oggi è una giornata, come vi dicevo, davvero speciale per la città e per tutti gli sportivi, perché viene restituito il velodromo, un velodromo con un manto nuovo, quindi una pista nuova, insomma un cerchio che si chiude perché sono tanti anni che si voleva arrivare a questo obiettivo, ma oggi è una giornata anche di sport e di grande sport, perché noi abbiamo il piacere di ospitare, di avere qui ai nostri microfoni il campione del mondo juniores Mattia Predomo. Mattia, intanto complimenti e poi a caldo, visto che sei appena sceso dalla bici, un commento su insomma questo nuovo velodromo con questo nuovo manto. Intanto grazie mille a voi per avermi appunto ricevuto qua in questo nuovo velodromo. Come hai detto te, sono appena sceso dalla pista e devo dire la verità, tanta roba, molto bello, soprattutto immagino per questi ragazzini che sono alle prime armi, comunque è perfetto, soprattutto regge molto bene anche le basse velocità, ho provato prima per dire nelle curve, quindi super sicuro, molto meglio che stare in strada ad allenarsi, lo so per esperienza, è pericoloso, lo sappiamo tutti. E devo dire che avere una struttura del genere comunque anche abbastanza lunga rispetto a un velodromo diciamo classico dove si corre ad esempio la categoria elite è veramente utile, soprattutto perché ci si può allenare veramente bene qua e nelle categorie giovanili è molto utile avere un velodromo del genere. Insomma abbiamo visto tanti giovani seguirti, guardarti, cercare di carpire anche qualche tuo segreto. Tu hai una maglia davvero prestigiosa che indossi, dicevamo campione del mondo juniores, con un sogno e un obiettivo perché le prossime Olimpiadi sono vicine. Sì, un sogno, un obiettivo sarebbe Parigi. Adesso assieme alla mia squadra, la Campania Imballaggi Geotex Trentino, stiamo facendo in tutti i modi, provando questa qualifica. Ovviamente ci crediamo, appunto come hai detto te, i ragazzini guardavano così, molto bello perché appunto far conoscere questo sport che è un po' di nicchia ancora, penso sia molto utile, molte generazioni che verranno saranno anche più intrigate magari a venire in pista e a provare. E allora da un fiore all'occhiello del nostro sport adesso ci spostiamo con Felix Zanatta, con l'architetto Felix Zanatta, perché questo è un velodromo che torna a essere un fiore all'occhiello di Bassano. Sì, questo velodromo che è stato realizzato nel 1971 e su cui sono stati svolti i mondiali del 1985, fin da allora non aveva più avuto importanti manutenzioni. Finalmente l'amministrazione ha ritenuto opportuno, ma era anche doveroso, procedere con questo lavoro di ristrutturazione e di risanamento.
il lavoro si è protratto con la stesura di un manto di resine appositamente sviluppate dalla Mapei e insomma diciamo che in termini della sicurezza, come diceva prima anche Mattia, il campione del mondo, abbiamo risolto problematiche importanti perché prima insomma il velodromo era ai limiti della praticabilità in termini di sicurezza. Quindi avete capito, una giornata davvero unica, speciale, irripetibile, ricca di emozioni qui a Bassano, e proprio dalla splendida cornice che tra un po' si animerà con ancora più corridori e ancora più pubblico del velodromo mercante è tutto, e noi restituiamo la linea. Grazie molte Alex Giuliano, un weekend dedicato alle penne nere per il centenario del gruppo Alpini Schio e domenica la dunata della sezione ANA di Vicenza Monte Pasubio. Un fine settimana con le penne nere a Schio per festeggiare i 100 anni del gruppo ANA Valleogra. Nel ricordo della prima riunione che si tenne al Pian delle Fugazze nel settembre del 1923 si svolgerà anche la dunata della sezione di Vicenza a Monte Pasubio, con l'ammassamento domenica 11 giugno previsto alle 9:30 al Monumento degli Alpini di Santissima Trinità, a cui seguirà alle 10 la grande sfilata al seguito del vessillo della sezione di Vicenza, dove saranno resi gli onori. La sezione di Vicenza ovviamente ha avuto fiducia di scegliere Schio come location per la dunata sezionale del 2023, la prima dopo anni di Covid che ci hanno costretti a casa e purtroppo anche eliminare molte delle nostre attività. Tante le particolarità del gruppo Valleogra, come quella di custodire la chiesetta sul Pasubio e di avere un gruppo marciatori. Sì, è un'attività che è stata approvata ancora nel 2004 in Consiglio Sezionale, è stata proposta da un alpino che ormai purtroppo non c'è più, ma è Matteo Miotto, mi sembra giusto ricordarlo, e noi abbiamo preso questa sua proposta e dal 2005, quindi dalla donata di Parma, ogni anno, a parte i 2 anni appunto del Covid, noi andiamo alle donate a piedi per ricordare i nostri caduti. Un minuto di pubblicità e poi torniamo con la festa del Santo. Ormai mancano 3 giorni, martedì 13 giugno, tutti i nostri giornalisti e tecnici mobilitati per una lunga diretta. A tra poco. Padova invasa da migliaia di pellegrini per la festa del Santo martedì 13 giugno. Andiamo subito in diretta da Valentina Visentin. Buongiorno da Padova, dalla Basilica del Santo. Continuano in questi giorni di attesa che ci preparano al giorno di Sant'Antonio, alla grande festa del 13 giugno. Qui con me c'è padre Antonio Ramina, rettore della Basilica del Santo. Una tredicina quest'anno particolarmente vissuta dai pellegrini, che tanti abbiamo visto anche nei giorni scorsi, soprattutto quelli stranieri sono tornati, ma tanti anche insomma i pellegrini da tutta Italia. Dopo il ridimensionamento dovuto al Covid si può certamente assistere a questo grande ritorno. Già l'anno scorso avevamo avuto dei bellissimi segni di ripresa. Ecco, sono tante le persone che arrivano in Basilica e tutti insieme creano questo bel clima di festa e di affetto nei confronti di Sant'Antonio, a dire come la famiglia antoniana sparsa nel mondo e soprattutto qui nelle vicinanze di Padova sia davvero affettuosa e calorosa nei confronti di questo santo tanto amato. Ecco, anche quest'anno, come negli anni precedenti, si ricorda un anniversario importante nella vita di Sant'Antonio. Lo ricordiamo qual è il messaggio quest'anno? È un messaggio un po' simbolico che nasce da questo episodio accaduto nel 1223 in cui Sant'Antonio a Rimini, non ascoltato dalle persone, si ostina comunque a predicare il Vangelo e lo annuncia, come dicono le fonti, a creature irragionevoli rivolgendo la sua parola ai pesci. E questo ci dice da un lato l'efficacia, la fecondità del Vangelo che non può fermarsi, e dall'altro anche il fatto che quelle persone magari così apparentemente lontane, simboleggiate dai pesci,
possono comunque riaccogliere questa bella notizia. Non è mai troppo tardi per ricominciare, per riaccogliere il messaggio di Gesù. Siamo nel vivo della Tredicina, tantissime le diocesi che si stanno alternando, insomma, durante le messe serali, e tanti messaggi che stanno arrivando. Sì, soprattutto le diocesi del Triveneto, accompagnate dai loro pastori, dai loro vescovi. Nelle omelie che vengono offerte ai fedeli ritornano dei temi molto belli, molto attuali. Ecco, volessi sintetizzarli, direi soprattutto così: l'importanza di fermarsi, di ascoltare il Vangelo e l'importanza di farne tesoro per tornare a costruire relazioni buone tra di noi, e portando nel cuore di Sant'Antonio anche questa grande intercessione per la pace nel mondo. E allora adesso manca solo la processione che si svolgerà il 13 giugno, speriamo nel tempo, insomma, che come ogni anno sia clemente per garantire, insomma, a tutti quanti di poter vivere appieno la processione che tornerà dopo l'anno scorso già nelle strade della città. Un grande momento di festa che, come sappiamo, è molto molto partecipato, forse il momento in cui con maggiore evidenza si può notare la diversità delle persone che seguono Sant'Antonio, nel senso che i volti pellegrini vengono davvero da tutte le parti del mondo, e quindi è motivo di gioia, di lode e di benedizione. E allora aspettiamo il 13 giugno e ringraziamo Padre Antonio Ramina per averci accompagnato anche oggi in queste giornate che precedono la festa di Sant'Antonio. Dalla Basilica del Santo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Andiamo a Venezia. Cristiano Bonora, detto Doge, è stato premiato a Cafarsetti per aver salvato un uomo dall'annegamento a Sacca Fisola. Lo scorso 24 maggio aveva salvato un 60enne caduto in acqua con l'imbarcazione all'altezza di Sacca Fisola, nell'isola della Giudecca. Oggi Cristiano Bonora, pilota 59enne di Veritas, detto Doge, è stato premiato a Cafarsetti con un gagliardetto della città di Venezia. E stava annaspando e il solito vado io, vai tu, e alla fine non andava nessuno. Ho pensato, a questo punto ci vado io, ho visto una ciambella in acqua che non è servita a nulla. Ho visto una cima, lo stesso non è servito a nulla, mi sono avvicinato con la barca, io l'ho preso, l'ho raccolto e l'ho tenuto su quella trentina di secondi finché poi è arrivata una barca dei sommozzatori che in 3 hanno fatto manovra e l'hanno tirato su e l'hanno messo in salvo, diciamo. Penso che altri 20 secondi, forse meno, e non ci sarebbe stato più nulla da fare. È il minimo che l'amministrazione vuole fare e compiere con questo gesto della consegna del gagliardetto della città di Venezia, per un gesto unico come quello di Cristiano che ha fatto e che ha salvato una vita umana. Da fine 2021 a oggi sono 14 i cittadini a cui è stato consegnato il gagliardetto per essere intervenuti in un momento d'emergenza, dimostrando grande altruismo e senso civico. Nello specifico, tutti hanno salvato qualcuno in seguito a una caduta in acqua causata da un malore o da un incidente. Servizio di Ilaria Marchiori e complimenti al Doge. 2 colossi dell'atletica, e chiudiamo con lo sport, di Padova e di Treviso hanno firmato un accordo per ottimizzare i servizi, migliorare gli impianti e valorizzare gli atleti. Servizio di Federico Fusetti. Rivoluzione nel mondo dell'atletica tra Padova, Treviso e Rovigo. Assindustria Sport e Atl Etica San Vendemiano, 2 tra le più importanti realtà sportive del Veneto, hanno firmato un contratto di rete di imprese per la promozione dell'atletica e dello sport. Con la firma viene sancita la collaborazione tra i club, che oggi contano più di 1 migliaio di iscritti in tutte le categorie. Oggi abbiamo stipulato un contratto di rete che è una nuova forma di aggregazione tra società di atletica. È un progetto innovativo che abbiamo sviluppato a Assindustria Sport insieme con ATL Etica, che è un progetto che ha come obiettivo di condividere le potenzialità che le 2 società hanno, mantenendo il forte radicamento territoriale che le caratterizza entrambe. L'obiettivo della rete è accrescere le potenzialità dei 2 club sia sul piano dei progetti tecnici sia nei progetti di promozione scolastica, ma al centro c'è anche l'ottimizzazione delle risorse per gli impianti, l'inserimento degli atleti nel mondo del lavoro, i servizi per le famiglie. Qua ci sono 2 colossi come associazioni sportive, colossi non solo sportivi,
ma sono colossi che hanno delle basi ben consolidate da un punto di vista sociale, che è quello che interessa moltissimo, e mettersi assieme nel senso di mantenere la propria autonomia territoriale, però condividere una progettualità, una rete appunto che porta a quello che dicevo prima, cioè a una rete, a un obiettivo, a quello di far gol, credo sia molto bello. Tutto è focalizzato su una figura, l'atleta, che avrà la possibilità di crescere e mettersi alla prova, avendo a disposizione strutture e tecnici di Serie A. Grande attesa ovviamente per la finale di Champions League. Noi abbiamo voluto giocare d'anticipo insieme ai sindaci che fanno il tifo. Sentiamo. Dal Bassanese a Istanbul, un viaggio lungo 1800 km per vivere un sogno o scongiurare un incubo. Manchester City-Inter, finale di Champions League. A poche ore dal fischio d'inizio, noi questa partita l'abbiamo giocata in anticipo tra scaramanzie e gufate con alcuni sindaci tifosi, partendo chiaramente dagli interisti come Simone Bontorin, primo cittadino di Romano De Zelino, che fra Haaland e le nostre domande ha saputo dribblare la superstizione. Evidentemente la nostra intervista è fatta col sottoscritto che tiene le mani in tasca per educazione. Sa che le sta crescendo il naso, vero sindaco? Assolutamente sì. Scava scava si scopre che ad esempio il sindaco di Valbrenta, Luca Ferrazzoli, sia un tifoso del Manchester City. Fin da piccolo ho avuto questa grande passione perché la Valle del Brenta è una valle che ha una grande passione celtica, ad esempio britannica, e quindi siamo sostanzialmente gemellati con i tifosi e gli amici di Manchester. Un gemellaggio venuto a galla proprio a ridosso della finale che porta per ora il punteggio sull'1-1. Palla al centro, anzi palla in alto piano, perché se è vero che in alto volano le aquile, è altrettanto vero che a Gallio c'è un vero e proprio stormo di gufi. So che a Gallio sono già in distribuzione le magliette del Manchester City. Sì, questa mattina ho visto arrivare veramente 3-4 camion con le magliette del Manchester City. Io non so chi abbia ordinato tutte queste magliette del Manchester City, me ne farò dare una anch'io e magari la indosserò anch'io. Vediamo cosa succederà sabato sera fra noi sindaci milanisti e voi sindaci interisti. Contro l'agguerrita specie dei gufi rossoneri dell'altopiano, ecco il rimedio che arriva direttamente da Cartigliano. Non poteva mancare il mio amico gufo, perché questa più che un'intervista la vedo come una grande gufata. Perché chi vince sabato? Ma naturalmente vincerà il Manchester. Sabato farò come negli ultimi anni il cuoco allo stadio Fair Play di Cartigliano, che abbiamo il torneo Fair Play. Avrò il mio immancabile cappellino da cuoco nero-azzurro e penserò a cucinare le salsicce. Dopo una certa ora mi metto a guardare la partita nel palatenda, il gufo me lo tengo in tasca fino a sabato. E poi vediamo, lo potrei anche appendere come ricordo. Sindaci del Bassanese, tifosi o gufi, è tutto per oggi. Grazie a Italo Morao e Renato Cappoia in regia e ci vediamo lunedì con Focus.